La gente ha capito che deve partecipare a questa battaglia, ha capito che la ricerca oncologica è fondamentale per nuove diagnosi, per nuove cure e ha capito che ognuno fa il suo, anche con piccole donazioni, poi si riesce a entrare in un volano come questo. Una solidarietà attiva nella lotta contro i tumori che in questo caso si è tradotta in un assegno di 201.782 euro, frutto delle offerte dei clienti all'Ialiper per oltre 100.000 euro, mentre la quota restante è stata donata dall'ISPA che con l'Istituto Oncologico Veneto ha ormai un lungo rapporto. Risale ancora al 2010, quindi è una collaborazione che c'è in Ali da diversi anni e tanti anni fa si erano scelte delle associazioni e lo IOV rispetto ad altri è stato scelto proprio perché è un ente vicino insomma, al nostro mondo, vicino alla nostra collettività e insomma, noi credevamo nello IOV, quindi abbiamo deciso di aiutarlo. La ricerca medica sta procedendo a grandi passi, così come cresce la consapevolezza e la sensibilità che portano sempre più persone a versare un contributo, che in questo caso servirà all'acquisto di apparecchiature innovative delle strutture IOV di Padova e Schiavonia. Verranno impiegati in tecnologie, quindi in acquisto di strumentazioni della nostra piattaforma, diciamo, radioterapica.